L'imprenditore Rodigino, Città del Messico, chiede aiuto alla sorella veneziana con messaggi e video nei quali racconta di essere in pericolo di vita. Giallo sulla vicenda, mobilitate Farnesina e ambasciata. Fotos e messaggini più che personali, il professore trevigiano già indagato rassegna le dimissioni, ma ad aggravare la sua posizione ci sarebbero le accuse di altre ex studentesse. Scandalo Bustarelle per saltare la lista d'attesa a Padova, non solo l'inchiesta della procura, la regione ha disposto controlli in tutti gli ospedali per verifiche. Salzano sotto shock per la morte del 21enne Andrea Comelato, giovane promesso della squadra di basket locale, la madre l'ha trovato senza vita a letto. Esce di strada con il camion e finisce in un torrente, tragedia sfiorata nel Vicentino, autista miracolosamente illeso. Perdita di gas in un condominio di Vicenza, il forte odore fa scattare l'allarme, i vigili del fuoco evacuano l'intero stabile per cercare la causa, era la dimenticanza di un'anziana signora. Aveva regalato alla 15 anni disabile trevigiana e alla sua famiglia un giro gratis in laguna, il governatore del Veneto Luca Zaia ha premiato stamane Lino Garbisi, il gondoliere generoso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con il giallo legato anche a ore di angoscia per una famiglia, per una sorella che abita a Cavarzere, alle prese con messaggi shock da parte del fratello, un imprenditore Rodigino che vive a Città del Messico e che nei giorni scorsi ha mandato dei video, dei messaggi di aiuto anche molto particolari e molto allarmanti e adesso non ha staccato il cellulare, quindi non dà più notizie di sé. Sarebbe, secondo il tono di quei messaggi, in pericolo di vita. Farnesina e ambasciata stanno seguendo questa vicenda molto intricata. Ora sono nascosto, non ho documenti, datemi una mano, portatemi in Italia prima che mi ammazzino qui. Parole agghiaccianti, messaggi e video dal Messico prima del silenzio. Destinataria la sorella a Cavarzere. Che la vicenda sia delicata e molto seria lo dimostra il fatto che l'ambasciata italiana a Città del Messico, in stretto contatto con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso di Alessandro Bozzato, imprenditore rodigino che sarebbe coinvolto nel paese sudamericano in una pericolosa vicenda di criminalità e denaro dai contorni ancora poco chiari. Prima di staccare completamente ogni tipo di comunicazione facendo allarmare i familiari, l'uomo nei giorni scorsi avrebbe raccontato alla sorella Erika, veneziana, di essersi messo in affari con un uomo per comprare dei camion, ma questo socio sarebbe stato in realtà un delinquente che avrebbe anche cercato di uccidere lo stesso Bozzato. L'ambasciata sta prestando ogni possibile assistenza all'uomo e ai suoi familiari in Italia. Ora dopo ora l'angoscia si fa sempre più forte e attraversa un oceano intero, da Cavarzere a Città del Messico. Un'altra vicenda molto delicata che viene dalla Marca trevigiana e che riguarda fotosè e messaggini più che personali tra un professore e le studentesse, un caso che abbiamo già raccontato nello scorso ottobre che torna alla ribalta perché ci sarebbero nuove accuse nei confronti di questo professore che nel frattempo ha rassegnato le dimissioni. Messaggini provocanti e foto osè. Il professore del Duca degli Abruzzi prima di Natale ha rassegnato le dimissioni per motivi, dice, strettamente personali. È accusato di molestie nei confronti di una giovanissima studentessa. La prima denuncia è stata presentata dalla famiglia della ragazzina che ha trovato nel cellulare della figlia i messaggi del professore. Uno shock per i genitori che si sono presentati immediatamente in questura. Ma la sua posizione è destinata ad aggravarsi. Nei giorni scorsi dalla polizia si sono presentate altre ex allieve raccontando la medesima versione, un aiuto nei voti in cambio di qualche foto provocante e sms pepati. Non solo, ma il professore avrebbe intrattenuto nel corso di quest'anno scolastico una relazione con una studentessa maggiorenne del quinto anno, a quanto pare ignara del comportamento del suo docente con le altre ragazzine. Tutto questo ovviamente all'insaputa della moglie. Una storia davvero a luci rosse, se non fosse che al centro di questa vicenda ci siano state studentesse facilmente influenzabili. La procura ora sta continuando le indagini sulla scorta di quanto emerso negli accertamenti sul telefonino del professore, sequestrato assieme ad altro materiale trovato nella sua casa. Una prassi, quella del docente, che a quanto pare continuava e si ripeteva ogni anno scolastico. Una vicenda che ormai finirà nelle aule del tribunale.
Non si tratta di presunzione di innocenza, ma di innocenza reale, lo affermano i legali del docente trevigiano, che ricordano come la vicenda risalga allo scorso ottobre, come abbiamo detto, e fanno anche presente come il Tribunale del riesame avesse subito consentito la restituzione degli strumenti informatici e del telefono cellulare inizialmente sequestrati all'indagato e respinto le richieste del pubblico ministero di far interrompere l'esercizio dell'attività all'insegnante. Oggi l'uomo non insegna più perché si è dimesso spontaneamente, ma dicono i suoi avvocati per ragioni familiari, dopo essersi sospeso all'apertura dell'indagine. Allora un'altra vicenda che sta facendo discutere da giorni ormai, lo scandalo delle presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa, uno scandalo, un terremoto all'ospedale di Padova. Come sappiamo sono finiti nei guai 2 ginecologi, è stata aperta un'inchiesta dalla procura, i medici sono stati sospesi, l'università ha aperto un procedimento disciplinare, ma poi ieri sera è arrivata anche la notizia di una vera attività ispettiva disposta dalla Regione non solo a Padova ma in tutti gli ospedali della Regione. Il governatore Luca Zaia ha disposto un'indagine amministrativa interna in relazione ai 2 episodi a danno di pazienti avvenuti a Padova denunciati nel corso di una trasmissione televisiva. Il mandato è stato assegnato al servizio ispettivo dell'azienda sanitaria Zero. Gli ispettori regionali saranno un dirigente medico, un dirigente esperto in organizzazione e gestione delle liste d'attesa, un esperto amministrativo di contrattualistica del lavoro. Zaia ha chiesto di effettuare severe e rigorose verifiche sul funzionamento del sistema di prenotazione e sul rispetto della delibera di giunta che dispone il divieto di svolgere attività intromoenia allargata. Si tratterà di un lavoro incrociato che interesserà a tappeto tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Veneto. Le verifiche partiranno dall'attività dell'azienda ospedaliera di Padova. Verrà anche svolto un controllo sulle strutture sanitarie private accreditate per verificare se e quando e con che modalità dipendenti pubblici o universitari vi abbiano prestato la loro opera. E a proposito di sanità e di magistratura, c'è un medico trevigiano indagato per la morte di una paziente deceduta dopo un'iniezione contro il dolore. Il fatto è accaduto a Rovigo. Da tempo soffriva di forti mal di schiena e ogni tanto si recava da un amico medico di famiglia di Conegliano per farsi fare un'iniezione contro i dolori. Ma venerdì mattina è accaduta la tragedia. La donna, 62 anni, residente a Padova, si è recata a Rovigo in uno degli ambulatori del dottore. Poco dopo l'iniezione però si è sentita male ed è caduta a terra. Ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L'ambulatorio è stato posto sotto sequestro ed il medico, che lavora fra il Polesine e Conegliano, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si dovrà ora attendere l'esito dell'autopsia per capire cosa sia accaduto e se ci sia o meno un nesso fra l'iniezione e il malore della 62enne. La donna soffriva da tempo di mal di schiena causati da un incidente domestico e non era la prima volta che si sottoponeva a queste iniezioni che la facevano sentire meglio. La procura di Rovigo ha aperto l'inchiesta ed ha iscritto il medico nel registro degli indagati in modo che possa nominare un suo consulente e seguire tutti gli atti dell'inchiesta. Ancora un'indagine, stavolta della Guardia di Finanza, sul doppio lavoro. Ci sarebbero anche una ventina di professori universitari padovani coinvolti in questa inchiesta. Anche una ventina di professori universitari padovani sarebbero coinvolte in un'indagine svolta a livello nazionale dalla Guardia di Finanza sul tema del doppio lavoro. L'indagine intende appurare se i professori con incarico a tempo pieno abbiano rispettato le regole su consulenze e incarichi professionali esterni con partita IVA. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero soprattutto medici, architetti, ingegneri e chimici che svolgono anche prestazioni a partita IVA. Allora a Salzano, siamo nel veneziano, per un paese sotto shock davvero per la morte di un ragazzo di appena 21 anni, Andrea Comelato, trovato morto ieri mattina dalla madre nella sua camera, morto nel sonno, per cause ancora sconosciute. Per questo potrebbe essere necessaria un'autopsia per indagare su questo decesso. Un giovane in salute che era molto conosciuto anche per la sua attività sportiva, la sua passione per il basket, era un giocatore della Jolly Basket di Santa Maria di Sala, squadra che ha già sospeso tutte le attività per lutto e adesso appunto in attesa di capire se ci sarà l'autopsia appunto anche per poter dare l'ultimo addio a questo ragazzo di appena 21 anni morto, ancora non si sa per quale motivo. Morto invece non è, anzi è vivo per miracolo un camionista che ieri a Gugliaro nel Vicentino è davvero rimasto miracolato, perché è uscito di strada con il suo camion ed è finito in un torrente, ma è appunto vivo.
Perde il controllo del mezzo, un autoarticolato, e finisce nel torrente Bisatto. È accaduto ieri poco dopo le 18 nei pressi della rotatoria dell'autostrada in direzione Vicenza. I pompieri sono intervenuti da Lunigo, Vicenza e Venezia con i sommozzatori per mettere in sicurezza il mezzo e controllare che non vi fossero perdite di sostanze inquinanti. L'autista, miracolosamente illeso, è riuscito autonomamente ad uscire dalla cabina del mezzo pesante. Il carico del camion che trasportava laterizi si è rovesciato, finendo sulla sponda e dentro il canale con circa 1 metro d'acqua. Il recupero del camion è avvenuto in mattinata. Altro incidente questa mattina a Spresiano, siamo nel Trevigiano, uno scontro tra 3 autovetture, ci sono 3 feriti di cui uno molto grave. Vediamo adesso nelle immagini dell'intervento dei vigili del fuoco, l'auto che è finita in un fossato e in quest'auto si trovava il ferito più grave, ancora da chiarire la dinamica dello schianto che appunto ha visto coinvolte 3 autovetture di cui una rovesciata su un fossato. Dalla cronaca alla politica adesso, ieri la puntata di Ring, stata scoppiettante con tanti temi sul piatto e Enrico Zanetti con parole di fuoco su quello che è il programma del centrodestra, che dice più che un programma elettorale sembra un menù, critiche quindi le sue parole, e poi c'è stato spazio anche per parlare del PD tra i tanti temi e di quello che potrebbe essere un passaggio di consegne come candidato premier tra Renzi e Gentiloni. Sentiamo. Ormai purtroppo tutti i movimenti politici, tutte le coalizioni onestamente, confondono i programmi con i menù. I programmi è ciò che farai, il menù invece è una cosa ampia di cui poi scegli alcune cose. E ormai si fanno i menù, non si fanno i programmi, e questo è sbagliato. Sbagliato confondere il programma con il menù, dunque, parola di Enrico Zanetti, ospite ieri sera a Ring. L'esponente di Noi con l'Italia, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra, mette in guardia gli elettori, ma il suo è soprattutto un avvertimento agli alleati, con i quali i rapporti sono per così dire a geometrie variabili. Dal menù non si può scegliere tutto, la flat tax proposta da Berlusconi è ottima, la cancellazione della legge Fornero, tanto cara a Salvini, sarebbe però una seconda portata decisamente indigesta. Tutte queste cose insieme non è possibile realizzarle. La flat tax al 23%, con no tax area a 12.000 euro e con le deduzioni legate ai figli. Garantirebbero le progressività, giusto, che vuole la Costituzione? Assolutamente, garantirebbe la progressività, quella è realizzabile. Questa cosa diventa oggettivamente impossibile se ci abbini anche i 20 miliardi circa che servono nei primi anni per azzerare la Fornero. Bisognerà scegliere. Dall'altra parte il PD di Matteo Renzi, che sarebbe pronto a cedere il passo a Gentiloni come candidato premier. Siccome lo sosteniamo da più settimane, può essere un cambio? Ma io credo di sì, nel senso che Gentiloni, come dire, è quella forza tranquilla, per dirla come l'ha detta lui. Secondo lei sta per maturare l'annuncio Renzi, cioè potrebbe dire a un certo punto guardate che non sarò io ma è Gentiloni? Io penso che accadrà. Queste le parole dunque di Laura Puppato. Intanto tanti appelli alla politica in queste settimane che precedono il voto. Uno importante viene da Confartigianato Imprese del Veneto e riguarda il ridare dignità al lavoro. Visto che fra poco andremo anche a votare, che si dia azione non al reddito di cittadinanza ma alla dignità del lavoro in senso generale, sia esso manuale, intellettuale e di qualsiasi tipo e di qualsiasi persona. Un vero e proprio appello alla politica a meno di 2 mesi dalle elezioni. Chiunque vinca ridia dignità al lavoro, perché casi come quelli scoperchiati dalla Guardia di Finanza qualche giorno fa non possano ripetersi. 28 aziende venete su 37 coinvolte nello scandalo del caporalato, 17 di queste nella Marca. Lavoratori senza diritti utilizzati dalle aziende che macchiano il buon nome di un'intera categoria, e non solo il buon nome. È una concorrenza sleale, ma è soprattutto, credo, in questa fase dove noi vogliamo riprendere un po' il ruolo del lavoro in senso generale, è anche un elemento che danneggia le persone e soprattutto l'immagine del lavoro. Una piaga non giustificabile. Noi abbiamo, è vero, delle difficoltà,
a reperire manodopera di un certo tipo, perché i nostri giovani magari non si approcciano più a determinati mestieri, ma questo non toglie che se anche le persone sono diverse da noi per lingua, per provenienza, che nel posto di lavoro abbiano la stessa dignità e la stessa attenzione. Solo le istituzioni possono correggere il tiro, dice Sartor, per non lasciare il fianco scoperto ai furbi, ma per far ciò bisogna combattere le storture burocratiche dell'attuale sistema. Il paradosso è che magari si corre il rischio di pagare di più un errore formale, diciamo in una comunicazione, un ritardo di un dipendente stabile, piuttosto che magari quello che pagheranno queste imprese che hanno fatto del lavoro una speculazione, diciamo, non seria. Torniamo a Vicenza adesso e alla cronaca, momenti di panico stamane alle 7:30 quando i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Brennero in città per un forte odore di gas presente all'interno di un condominio di 2 piani con 8 appartamenti. La squadra ha subito chiuso tutti i contatori del gas e staccato l'energia elettrica e provveduto a far evacuare le famiglie presenti nello stabile e la perdita è stata individuata in un appartamento saturo di gas di una signora anziana che si trovava ancora a letto e non si era accorta di nulla. Dopo aver arieggiato tutti gli ambienti, aver ripristinato le condizioni di sicurezza, le famiglie sono state fatte rientrare nei propri appartamenti e le operazioni di soccorso hanno portato via 2 ore di tempo alle famiglie. Fortunatamente i vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, torniamo a Padova dove continua a far discutere l'utilizzo del Pedrocchi dopo le polemiche per il Capodanno e la sparizione di una decorazione. Sentiamo cosa ne pensano i diretti interessati, i padovani. È evidente che siamo rimasti piuttosto sorpresi quando abbiamo visto che a Capodanno all'interno della Sala Rossini si è accesa fiamma, come dire, non si può. È possibile mantenere vivo, anzi vivace, un locale storico senza pregiudicarne la salvaguardia e l'integrità. È il dibattito che a Padova circonda il caffè Pedrocchi, destando un qualche interesse anche fuori regione, se i festeggiamenti di Capodanno hanno infatti suscitato più di una perplessità a Palazzo Moroni. La sparizione di una zampa di leone decorativa dal bancone di marmo della Sala Rossa ha fatto il resto e l'uso dello storico caffè fa discutere i padovani. Una serata in cui tutti un po' bevono, perdono un po' la testa e non lo so, forse bisogna fare una cosa più controllata. Io preferirei un cenone probabilmente, quindi una cosa più tranquilla che con i giovani che si sa, insomma, si sono passati tutti. Il comune deve vigilare, ma dopo è il gestore che deve essere attento a quello che anche le persone che frequentano, insomma, il locale. Vivo, ci sono tante maniere per tenere vivo, con conferenze, con tantissime cose, per carità può starsi anche la festa, però credo una cosa molto limitata proprio per rispetto del palazzo storico che abbiamo. Certamente è un monumento importante per la città, sì, magari un po' meno così mondane, insomma, più culturali, ecco. A Venezia di nuovo già adesso, perché ricorderete Lino Garbisi, il gondoliere che qualche settimana fa ha regalato un giro in gondola gratis a una 15enne disabile trevigiana che si trovava in difficoltà, regalato alla ragazzina e alla sua famiglia, un caso di cui hanno parlato tutti, anche se il diretto interessato dice è una cosa normale per noi gondolieri. Ebbene, oggi è stato premiato come promesso stamattina a Palazzo Balbi dal governatore Luca Zaia per l'occasione, che indossava proprio una canotta da gondoliere. Allora vediamo alcuni momenti di questo incontro tra Zaia e il gondoliere generoso. Non sono solo degli imprenditori, dei taxi acquei, sono molto di più, è identità e storia di Venezia, è conosciuta nel mondo, fra l'altro, no? La prima cosa che si imita è una gondola in giro per il mondo. Ma questi sono 2 leoni, ma come tutti gli altri loro compagni di viaggio, nel senso che sono persone determinate, conoscono la fatica, conoscono la determinazione, conoscono anche le avversità atmosferiche, perché tutti pensano al gondoliere nel migliore delle condizioni, ma loro lavorano fuori, vento, pioggia, sole, freddo, caldo, insomma, questi sono i gondolieri. E poi pensi, l'occasione per comunicare Venezia e non solo il Veneto. Basterebbe chiedere a loro quante foto hanno visto fare, quanti filmati hanno visto fare dalle loro gondole, e poi sono quelli che vanno in giro per il mondo, quindi sono i nostri primi promotori. Come me ci sono tutta la categoria,
c'è chi su una cosa, chi su un'altra, però non è che lo sbandieriamo ai 420, noi lo facciamo e senza solo perché è dettato dal cuore. Conserva dunque l'umiltà Lino Garbisi, il gondoliere generoso. Adesso parliamo di una scoperta importante che arriva dai ricercatori dell'Università di Padova. Il cancro alla prostata si potrà curare bloccando il metabolismo delle cellule tumorali. Identificato uno dei meccanismi alla base della proliferazione delle cellule tumorali del cancro alla prostata. La scoperta è stata messa a punto da un team di ricercatori dell'Istituto Oncologico di Ricerca dell'Università Svizzera Italiana e dell'Università degli Studi di Padova, che ha pubblicato i risultati nella rivista Nature Genetics. Come una macchina ha bisogno di benzina o elettricità per muoversi, così le cellule tumorali hanno bisogno di metaboliti per crescere e proliferare. Il problema è che fino ad oggi non si conosceva di quali metaboliti la cellula tumorale avesse effettivamente bisogno. I ricercatori padovani invece hanno scoperto che si tratta del mitocondrio, non perché questo produce energia, ma perché regola uno specifico processo metabolico. Questa scoperta dunque apre nuovi e inattesi scenari nella terapia del cancro. Inibendo l'enzima, il contenuto dei lipidi scende drammaticamente e le cellule non sono in grado di proliferare. Abbiamo individuato un numero di composti in grado di inibire selettivamente questo enzima senza danneggiare le cellule normali, ha spiegato il professor Andrea Alimonti del Dipartimento di Medicina di Padova. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con 20:10, in studio Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord, e Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico in Regione. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Qualche nube sulle nostre regioni, anche se il tempo sarà in prevalenza asciutto, tuttavia con qualche fenomeno sugli estremi settori orientali. Vediamo il dettaglio del 16 gennaio. Sul Veneto tempo in prevalenza asciutto e stabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, specie sui settori centro-settentrionali della nostra regione, non sono previste piogge degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso sulla nostra regione e spesso anche coperto, con qualche debole pioggia, possibile fin dal mattino, su Goriziano e Triestino, più asciutto sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza stabile, dove sarà anche ampiamente soleggiato. Qualche addensamento in più sarà possibile sul Trentino e inoltre sui confini alpini anche con nevicate a bassa quota. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -4 e 2 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati invece al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.